Giovedì 28 settembre è stata presentata a Palazzo Fulcis la 21esima edizione di Oltre le Vette, Metafore, Uomini, Luoghi della Montagna, una manifestazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Belluno e della Fondazione Teatri delle Dolomiti, che da alcuni anni ne cura la gestione. Il tema scelto quest'anno dagli organizzatori è la fertilità della montagna e ad illustrarlo sono intervenuti il direttore artistico Flavio Faolo, oltre a Valeria Benni, direttrice organizzativa, Francesca Bogo, responsabile degli eventi dedicati all'architettura, e all'assessore alla cultura Marco Perale. Il Comune di Belluno ha ideato 21 anni fa la rassegna Oltre le Vette, che continua e vuole essere un'occasione per i bellunesi, per tutti i bellunesi della città di Belluno e del Comune di Belluno, per ricordarsi, per prendere coscienza, consapevolezza di cosa vuol dire essere città di montagna. E poi è un'occasione per Belluno stessa, in rapporto alla sua provincia, per essere il trampolino, per essere il palcoscenico in cui l'intera provincia ricorda al resto del Veneto, ma anche del nord-est, ma anche dell'Italia, che esiste una montagna che ha voglia di esistere, di resistere, di essere abitata. E poi abbiamo alcuni appuntamenti abbastanza importanti con personaggi importanti che ci servono per, bucare il video, cioè abbiamo personaggi come Vito Mancuso, come Corona e tanti altri che riescono a portare la riflessione di Oltre le Vette sul mercato nazionale e ricordare che esiste una montagna a livello anche nazionale. 30 sono gli appuntamenti in programma dal 6 al 15 ottobre, oltre a 3 esposizioni. Siamo alla 21esima edizione di Oltre le Vette, anche quest'anno torniamo con 30 appuntamenti e 3 mostre in diversi luoghi della città qui a Belluno. Appuntamenti molto belli, tra cui questa meravigliosa mostra dedicata ai foulard delle montagne che sarà ospitata a Palazzo Crepadona, ma altre mostre saranno qui al Museo di Palazzo Fulcis, dove siamo in questo momento, e gli appuntamenti più importanti saranno invece al Teatro Comunale di Belluno. Sono appunto tante serate, tanti pomeriggi con libri, cinema, incontri con grandi alpinisti, scrittori, registi. Sarà un'occasione bellissima per il pubblico per venire qui a vedere Oltre le Vette, che quest'anno ha questa bellissima immagine di questo grande animale che domina le montagne e fissa lo spettatore. E questa immagine è stata anche realizzata proprio nell'occasione, come possiamo vedere, questo oggetto, questo è un po' un prototipo, quello vero sarà un pochino diverso. È in pura seta, 100 pezzi numerati, e secondo me potrebbe diventare veramente un oggetto cult per la prossima di questa edizione. Oltre le Vette è anche ospitata in 2 edifici cittadini molto importanti, gestiti dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti, e qui abbiamo il Presidente che ci dirà sicuramente qualcosa al riguardo. Ma direi che è una collaborazione positiva tra pubblico e privato, non solo tra il Comune e la Fondazione Teatri, ma anche con i numerosi partner privati, le aziende che collaborano in questa iniziativa e che, come tutti gli anni, non dubito avrà un grande successo. Molte e di prestigio le collaborazioni, dalla Fondazione Dolomiti UNESCO al CAI, dal Museo Nazionale della Montagna al Trento Film Festival, oltre alla Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, che curerà 3 eventi: la rassegna Architetti Arco Alpino, la proiezione del documentario sul villaggio Eni di Borca di Cadore e la responsabilità della bellezza di Vito Mancuso. Nella 21esima edizione di Oltre le Vette la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e l'Ordine degli Architetti saranno presenti con 3 eventi, a cominciare dal 7 ottobre, Teatro Comunale, ore 10:30, sarà nostro ospite Vito Mancuso con una bellissima e coinvolgente conferenza dal titolo La responsabilità della bellezza, un evento per la cittadinanza ma soprattutto per le scuole del Comune di Belluno. Tutto pronto quindi per la 21esima edizione di Oltre le Vette, che si prospetta anche per quest'anno tra le più belle manifestazioni dedicate alla montagna nel territorio nazionale.